dabei ist natürlich verlag. Solo Mandi. Da dove arrivate? Sì. Da lì d'Argentina, quindi portoghese, spagnolo e francese, inglese. Ho avuto una delegazione però 3-4 anni fa, imprenditori da Rio Grande do Sul, perché è una zona di collaborazione. Ma lei è nato sulla montagna? No, non sono mai stato io, no. Poi mi avevano invitato, poi non sono riuscito ad andare, ma è sempre difficile. Si può mettere delle stime. Cerchiamo di fare. Sono Livia da Toronto. Toronto sono stato nel 95, tanti anni fa, Toronto, una città. Io sono... Le interrogazioni e le interpellanze vuol dire che i consiglieri regionali interrogano la giunta su argomenti che sono di interesse, che riguardano il nostro territorio, no? La Friuli Giulia, la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta, poi le province autonome del Trento di Bolzano. In questi giorni qua c'è un po' di confusione, non so se avete avuto a vedere, proprio sui costi della politica, proprio perché c'è un ampio dibattito, stante la situazione di difficoltà che sta attraversando anche il nostro paese, ponenti del Brasile, voi qua invece voi siete l'economia economica, quella della Confindustria italiana, diceva che ormai gli ex paesi poveri, perché 10 siamo noi, gli Stati Uniti, no? Per cui ormai le trasformazioni, esatto, sono talmente rapide e coinvolgono anche noi, ma soprattutto voi giovani, perché ai giovani, proprio perché è il luogo dove vengono prese anche decisioni importanti, dare un contributo fattivo. Ecco, quindi prima noi ci auguriamo che al di là di queste visite che sono anche un po' alla ricerca della vostra, della nostra identità, un revival, come dire, qualcosa legato solo alla cultura e al folklore, ma che possa diventare qualcosa di stabile. Questo è l'augurio e il nostro impegno anche come istituzioni, una commissione speciale che è stata fatta all'interno del Consiglio per discutere sul ruolo delle province e su una riorganizzazione di questi enti intermedi e anche sul ruolo dei comuni, proprio perché dobbiamo ammodernare un po' tutta la macchina anche pubblica. Noi a sottovalutare, perché chi viene da fuori, anche da grandi realtà, dice ma che come qualità di vita nella nostra regione abbiamo una qualità di vita unica, perché da Udine, che io arrivo da Udine e dintorni, insomma anche il portafoglio industriale molte volte ha creato anche problemi, poi dal punto di vista ambientale, dal punto di vista ha dato grande acciaierie d'Europa, dopodiché qualunque scelta diventa benvenidos, in portoghese non so come si dice, Benvindos. benvenuti, Trieste, Udine, Quando sta Giamona. poi dentro sono tutte le immagini, ecco, e tutte le spiegazioni in più lingue. Questa è la mia madre. Questo è un lago, no? Molto grande, no? È l'ultima superstite nel 92 anni. È stata intervistata. No, ricorda. Parla un poco di italiano. Allora, i DVD non sono ancora pronti. Mi pare che la Commissione stia per chiudere i propri lavori, per cui dico, non è pensabile, caro Presidente dell'UPI, che c'è un rapporto con l'ANCI, dove per concludere questo procedimento, questi anni per la sensibilità e anche sociale e ambientale del rapporto animale, perciò questa proposta di legge che sostanzialmente la legge che ne uscirà sia una legge sotto un certo aspetto innovativa,